pesce. Sì, vi hanno fatto il pesce d'aprile. Sì, sapete qual è la leggenda del pesce d'aprile? Da che cosa nasce il nostro ricordo dell'infanzia legato al pesce d'aprile? Pensate che già dall'antico Egitto c'era questa usanza, nata dalla leggenda secondo la quale Cleopatra avesse lanciato una sfida a pesca a Marco Antonio. Però la leggenda del pesce d'aprile trova le sue radici anche nella tradizione contadina. Infatti il 1° aprile, che cade subito dopo il solstizio di marzo, è una giornata di festa, è una giornata in cui iniziano i lavori nelle nostre campagne ed è una giornata in cui bisogna fare festa perché si risveglia la natura. Da cui il 1° aprile è giornata di scherzi, di inventori folli, di grandi invenzioni e di grandi chiacchierate. Ma voi conoscete qualche altra leggenda legata al pesce di aprile? Avete ricordi dell'infanzia di questo pesce appiccicato magari alle spalle del nostro compagno che un po' ci stava antipatico? Se volete raccontarci qualcosa potete farlo e lo potete fare qui sotto. Per il resto vi rimando alla prossima ciaccola. Ciao!